Nuova puntata dell'emergenza abitativa a Nuoro. Stamattina in via Suppino, nel rione di Predistrada, stava per essere effettuato lo sfratto della famiglia con 4 bambini che ha occupato qualche settimana fa una casa di proprietà del comune. Ma tutto è saltato e rinviato a data da destinarsi. Questo perché l'operaio che avrebbe dovuto sostituire la serratura si è rifiutato di farlo e perché la ditta di Sassari, incaricata di sgombrare i mobili, ha preferito non completare il proprio incarico. Tutto è cominciato stamattina quando la giovane che occupa la casa è andata a lavorare mentre il marito, attualmente disoccupato, è partito per Oliena per accompagnare i 4 bambini a scuola. La casa di fatto è rimasta incustodita. A quel punto è partita l'operazione di sfratto. Sul posto si sono recati la polizia municipale, i carabinieri, la ditta di trasporti e l'operaio del comune. I vigili hanno creato un cordone davanti al cancello di casa per impedire alla famiglia di rientrare. Il tutto è durato quasi un'ora con la presenza degli assistenti sociali, degli occupanti e dei loro parenti. Sul posto anche i consiglieri comunali Antonio Pirisi e Massimo Floris, che in questi mesi si sono occupati del caso. Attorno alle 11 tutto si è concluso naturalmente, visto che non c'erano più le condizioni per eseguire lo sfratto. I vigili e i carabinieri sono andati via e la famiglia ha potuto rientrare in casa, fino a quando non si sa. Ma il caso dell'abitazione di via Suppino è solo la punta dell'iceberg. In via Togliatti, infatti, una dozzina di inquilini di case di proprietà del comune hanno ricevuto la notifica dello sfratto esecutivo, che potrebbe essere effettuato da un momento all'altro. Anche qui gli inquilini sono decisi a resistere e hanno innalzato uno striscione. Alcuni abitano quelle case da 21 anni, una situazione delicata da gestire per l'amministrazione comunale che si trova stretta dalla tenaglia rappresentata da tanti casi umani e dall'esigenza di dover far rispettare le leggi. Una situazione complicata dalla crisi economica che sta facendo aumentare in maniera esponenziale i casi di persone prive dei mezzi di sostentamento.